Frati separis, ascoltai ce che hai di Dio come uomo e difese. Sintin che un fevelave per ebraic, sincidinari anche modi plui. Ale indenante. Io sono un giudeo, nasciuto a Tarsi Cilicie, e sono stato tirato su in queste città, e proprio dai pis di Gamaliel ho imparato a rispettare puntin la legge dai nostri svons. E ho rinfogato di passione per Dio, come che sono altri scumò. Ho combattuto a muore queste dottrine, chiappante menante in prigione umi e femminis, come che poi testimonia i sorestanti dai predis e tutte le clappe dai anzians. Avevi vudes per fin lettere dai frati di Damasco, e ho stavilant a chiappà che diventi là per menaiu inchiadenas a Gerusalemme e per pestaiu dove. O ieri per strade e mi sdognavi di Damasco, quando a botta sclop sul misdì, una grande luce veniva dal cielo e mi involucciava col suo splendore. Ho colai partiere e ho sentito una voce che mi diceva: Saul, Saul, perché mi perseguiti tu? Io rispondei: Qui sei tu, po Signore? E lui mi disse: Io sono Gesù di Nazareth, che tu perseguiti. Che eri con me, avevi ben non la luce, ma lo sentivi in la voce che mi fevelava. E disei: C'è io di famo, Signore? E il Signore mi disse: Ieve su, va a Damasco e lì ti diranno tutto che tu hai di fare. Ma stan che non vedevi più per vie che mi aveva inceate queste luci, arrivavi a Damasco menant per man dai miei compagni. Un certo Ananie, uomo di religione secondo la legge, e che tutti i giudei di città dicevano nome ben di lui, avvinia a chiatarmi e arrivato ogni di me mi disse: Saul, fradigno, torna a Viodi. E in quel momento occhialavi via di lui e tornavi a Viodi. Al giunte, il Dio dei nostri svons ha destinato che tu conoscessi la sua volontà, che tu vedessi il giusto, che tu ascoltassi la voce delle sue stesse bocche. Perché tu hai di fare i testimoni di tutti gli uomini, di ciò che tu hai veduto e sentito. Perché intardassi anche mo? Anin, chiappa il battesimo e smondeti dai tuoi peccati, clamante il suo nome. Tornata a Gerusalemme, bieco stavi preando al Templi, mi capita della fur di me. Ho veduto il Signore che mi disse: Spessè, va via svel di Gerusalemme, perché non ascolteranno che tu dicerai sul mio conto. Allora io disei: Signore, l'ora san che di una sinagoga in che altre io facevi mettere in prigione e sgoreavi che crodevi in tal tuo nome. E quando espandevi il sangue di stiefi in tuoi testimoni, o eri lì anche io d'accordo con che lo copavi, e ottenevi di voli i loro vestiti. Ma lui mi disse: va, che io voi mandati lontano fra miei dai paiani. Fin lì lo avevi ascoltato, ma sentin queste parole attaccavano a vosà. Ia vai dal monte un uomo del genere che non ha il diritto di vivi, a sberghelavin, a buttavin caelà i loro vestiti, a buttavin palaiar il pulvin. Allora il tribun lo faceva dentro tra fortezze e comandando di sgorealo per vie di rivadore di sapere c'è che avberghelavin tanto contro di lui. Ma appena finì di pealo con la scenglis, Pauli e disse al centurion che era d'ogni di lui: Potete o altri sgoreare un cittadino romano senza neanche velo giudicato? Sentin così il centurion, all'elata avvisa al tribun: C'è combini sto po', che lì è un cittadino romano. Allora il tribun all'elata domandai a Pauli: Disimi, sei tu cittadino romano? E rispondei di sì. Il tribun al continua: Io hai pagato una buona scissule per comprarmi che diritto. E Pauli: Io invece lei di quanti sono nasciuto. Allora che stava in pasgorealo si tira in di bande dal momento e anche il tribun si ingrisula savin che aveva mettuto della schiadenes a un cittadino romano. Tali domani
volin sapere disprecis e colpe che davano i giudeos, lo libera e dà ordine ai sorestanti dai predis e a tutti i sinedri di fare assemblee. E ora al presente denanto.